Il governo Berlusconi non c'è più, adesso c'è il governo Monti, ma veramente abbiamo cambiato pagina? Diciamo che i nostri ideali ci sono tutti, anche la forza del PDL c'è tutta, abbiamo avuto un momento di generosità del Premier, un momento di responsabilità impensabile fino a qualche tempo prima, nell'interesse dell'Italia intera. Il passo indietro è stato fatto, adesso compete al governo Monti vedere di lanciare alcune misure che peraltro erano già state impostate dal governo Berlusconi, vediamo se otterranno un minimo di risultato. Ad oggi c'è l'assoluta conferma che la situazione economico-finanziaria in forte difficoltà non dipendeva dal Premier e questo per noi è già un grande risultato. Tra le varie cose ci sarà l'aumento forse anche dell'IVA. Non fermeremo ulteriormente i consumi? Qualche iniziativa purtroppo dolorosa deve essere assunta. Non sappiamo ancora esattamente dove il governo Monti si porterà, se sull'aumento dell'IVA, sulla patrimoniale, su una nuova ICI per la prima casa, se ci sarà un intervento sul sistema pensionistico. Comunque è certo che qualche misura dolorosa dovrà essere presa perché il mondo intero è in difficoltà dal punto di vista finanziario. Gli Stati Uniti sono sull'orlo del fallimento, in alcuni stati addirittura oltre, perché già hanno avuto il Minnesota che è fallito, la California che ormai è in decozione annunciata, l'Europa risente della situazione statunitense e nell'ambito dell'Europa direi che l'Italia non sta certamente peggio di altri paesi, forse meglio, anzi sicuramente meglio di altri paesi, ma comunque in una situazione di attenzione che non può essere trascurata. Eravamo considerati la settima potenza del mondo, ora rischiamo la bancarotta. Come può essere successo questa cosa, onorevole? Non siamo affatto in bancarotta, non la rischiamo sicuramente, continuiamo ad essere la settima potenza del mondo, ma il mondo è cambiato. Oggi quelle che erano le economie tradizionali non sono più tali. Oggi abbiamo i paesi che si permettono di far crescere i posti di lavoro perché hanno un costo della manodopera che è un 20° rispetto a quella che c'è in Italia. E quando un imprenditore deve produrre, naturalmente potrà privilegiare il Made in Italy, potrà privilegiare la professionalità della manodopera italiana, però quando deve fare i conti non può non comprendere che quando ci sono nazioni che producono a un 20° il costo di manodopera in Italia è chiaro che lì va privilegiato il percorso della crescita dei posti di lavoro e questo spiega con molta facilità perché ci sono oggi delle realtà completamente diverse. Del resto è accaduto a noi perché nell'epoca del nostro boom negli anni 60 noi costavamo in termini di manodopera un quarto, un sesto rispetto a quello che costava all'epoca in Francia e in Germania e abbiamo trasferito qui delle produzioni, pensiamo a quelle degli occhiali che prima era patrimonio di Francia e Germania e che poi è diventato patrimonio dell'Italia. Adesso è patrimonio ancora dell'Italia grazie ad alcuni straordinari imprenditori, però dobbiamo fare i conti con la necessità che anche questi imprenditori vadano a godere della manodopera che costa un 20°. Noi dobbiamo essere bravi adesso a sfruttare quelle che sono le risorse del nostro territorio che non sono delocalizzabili, per esempio la risorsa del turismo. Se questa risorsa sapremo valorizzarla noi torneremo ad essere non solo la settima potenza del mondo ma molto di più perché negli altri paesi le risorse turistiche che qui ci sono non ci sono. Lei parlava di Made in Italy, del prodotto Made in Italy, ma un prodotto fatto all'estero, in Cina, e poi in Italia attacchiamo solamente l'etichetta, lo possiamo considerare un vero prodotto Made in Italy? Sicuramente no, difatti c'è una grossa battaglia che si sta portando avanti a livello protezionistico per tutelare coloro che producono in Italia e che possono mettere il marchio Made in Italy. Però, ripeto, il mondo è molto grande, un imprenditore oggi non può vendere soltanto in Italia, l'Italia è un piccolissimo mercato con i suoi 60 milioni di abitanti, se noi pensiamo che la più grande potenza del mondo oggi ha 400 circa milioni di abitanti, però ci sono realtà come l'India, la Cina, dove gli abitanti non si misurano in milioni o in decine o centinaia di milioni, ma si misurano in miliardi, quindi noi dobbiamo tener conto che in quei territori la produzione deve costare molto meno e che bisogna vendere lì perché sono i mercati del futuro. Parliamo di tecnologia, noi siamo una web TV, quindi andiamo online. Il paese Italia risulta anche qui purtroppo al 70° posto per tecnologie, per internet, per banda larga. Ci sono paesi africani prima di noi. Non dovremmo svecchiarsi e diventare un po'
un paese un po' più nordico, più moderno? Si possono fare molte cose, però ricordiamoci che fino a 2 o 3 anni fa la gran parte dei cittadini italiani vedeva sì e no 5-6 canali a tutto concedere. Oggi pressoché tutti i cittadini italiani vedono 100-150 canali, quindi vuol dire che un lavoro è stato fatto. Una volta internet non era conosciuto, se pensiamo a 5 anni fa ed oggi il percorso è stato straordinariamente grande, con grandissimi risultati, e dobbiamo fare ancora di più, certamente dobbiamo proseguire su questa strada, però io non denigrerei l'Italia, anzi penso che l'Italia continui ad essere il primo paese nel mondo per capacità di riuscire a resistere e a risolvere problematiche anche molto delicate.